Ferruccio Falconi ha festeggiato 96 anni sempre al lavoro nel suo Museo del Mare, che ogni giorno si arricchisce di nuovi pezzi in via Biagio Giuliana, Lido di Venezia. Gli ultimi arrivi sono la statua della giustizia del Bucintoro del terzo millennio e il costume storico del Doge. Costruire il Bucintoro come elemento primo yacht del mondo in assoluto e come opera d'arte galleggiante che richiami l'orgoglio, serva di stimolo all'orgoglio dei veneziani. Secondo, ripristinare le navi scuola a Venezia. Dobbiamo o costruirle o comprarle all'estero, ma rigenerare questo patrimonio di cultura marinara che sono le navi scuola. E allora sì potremo avere marinai sulle nostre navi e non tutti stranieri ci sono. Alla città, secondo Falconi, serve una scossa. Flotta mercantile con delle sue navi scuola che abbiamo vendute e deve essere riconciliata con quel concetto di manualità, di competenza che avevano gli arsenalotti. Questo museo, unico al mondo concettualmente, che rovescia le situazioni. Chi entra nel suo museo ad ingresso gratuito vive anzitutto un'esperienza, non è semplice e solo spettatore, ma anche protagonista. Nei musei normali si paga il biglietto, qui non si paga. Là nei musei è tutto nascosto dentro le teche, qua no, è tutto in vista, tutto si può toccare. E toccando gli oggetti, le persone, specialmente i giovani, ricevono stimoli a lavorare, a fare, a vedere, ad operare strumenti che ci sono. Io qui accendo ancora il fuoco, manovro la forgia.